Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Incidenti mortali a Palermo, nonna e nipotini travolti da un'auto, la donna è morta, i bimbi sono in gravi condizioni. Altre 2 vittime a Trapani in uno scontro tra un'auto e una moto, perdono la vita marito e moglie, entrambi residenti nel catanese. Palermo, non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni che si era schiantato contro un muro su una minimoto, si indaga su eventuali responsabilità dei genitori. 2 operai ustionati da un ritorno di fiamma nella raffineria di Augusta. Il dipendente di una ditta di infissi di Carini muore schiacciato alla porta blindata che stava consegnando. Artificieri in azione a Randazzo per disinnescare 2 ordigni della seconda guerra mondiale. Catania si candida a capitale italiana della cultura 2028. Trentino, ci sarà un'economia di ritorno importantissima. Calcio, Serie C, 7ª vittoria in trasferta del Catania, i rossazzurri superano 1-0 la Cavese. Decisivo il gol di Jimenez nella ripresa. Toscano, abbiamo fatto una buona gara e vinto con merito. Serie B, sconfitta di misura per il Palermo contro il Bari. Al San Nicola finisce 2-1 per i pugliesi. I rosanero mancano l'aggancio al 6° posto e recriminano per un gol annullato a Poyampalo. Bentrovati, apriamo con una tragedia della strada avvenuta allo Sperone di Palermo. Un'auto fuori controllo ha investito una nonna con i 2 nipotini che attraversava la strada, morta la donna, gravi i bambini, 2, uno di 4 e l'altro di 2 anni. Manlio Viola. Tragedia della strada allo Sperone, popolare quartiere di Palermo. Una donna di 65 anni che stava attraversando la strada con i suoi 2 nipotini, uno di 3 anni e l'altro di 2, è stata investita da un'autovettura guidata da una giovane napoletana di 24 anni. L'incidente è avvenuto in via Portella delle Ginestre. Subito soccorse, le 3 vittime sono state trasportate d'urgenza all'ospedale Buccheri La Ferla, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare che la nonna, Vincenza Lombardo, di 65 anni, era morta nel tragitto. Ricoverati in condizioni definite gravi i 2 bambini, uno allo stesso ospedale Bucchieri La Ferla, il più piccolo invece all'ospedale civico, ma entrambi dovranno subire delicati interventi chirurgici nel più attrezzato ospedale pediatrico di Cristina, noto ai palermitani come l'ospedale dei bambini. Dai primi accertamenti sembra che la giovane, alla guida di una Fiat 600, abbia perso il controllo della sua autovettura, investendo i 3 malcapitati prima di terminare la propria corsa sul marciapiedi. Una tragedia tremenda che ha commosso l'intero quartiere dello Sperone e la vicina borgata industriale di Brancaccio. I vicini di casa della signora Enza pensano già di organizzare una veglia di preghiera per i piccoli feriti, oltre che per la vittima. E un altro gravissimo incidente mortale è avvenuto allo svincolo di Dattilo dell'autostrada 29 a Trapani. Le vittime si chiamano Giovanni Finocchiaro di 60 anni e Serafina Cantarella di 57 anni, marito e moglie, residenti a Giarre nel Catanese, erano a bordo di una moto e si sono scontrati con un'auto guidata da un 39enne. Ed è morto in ospedale dopo quasi 5 giorni di agonia il piccolo Thomas, il bambino di soli 4 anni che si è schiantato lunedì scorso contro un muro con una minimoto a Palermo. La polizia municipale ha inviato una relazione alla procura e la famiglia adesso rischia una denuncia. Manlio Viola. Una relazione con 2 ipotesi di reato è stata inviata dalla Polizia Municipale alla Procura di Palermo dopo la morte di Thomas Viviano, il bambino di appena 4 anni che lunedì scorso si è schiantato contro un muro a bordo di una minimoto. L'incidente era avvenuto in via Giovanni Bruno, nella borgata palermitana di Bocca di Falco, a poca distanza dall'abitazione del piccolo. Secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, il mezzo, che era provvisto di rotelle, non poteva essere utilizzato dal bambino su strada. Per questo i vigili urbani hanno redatto una comunicazione di notizie di reato che hanno inviato per le valutazioni del caso alla procura. A soccorrerlo era stato il padre, che lo aveva trasportato all'ospedale Ingrassia, ma dopo averlo intubato i sanitari lo avevano trasferito all'ospedale pediatrico di Cristina, dove il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico a causa delle gravissime lesioni interne e per ridurre la pressione delle fratture facciali riportate. Ieri pomeriggio le condizioni del piccolo si sono ulteriormente aggravate e in serata è sopraggiunto il decesso. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per organizzare i funerali e deciderà nei prossimi giorni sulla formulazione di eventuali ipotesi di reato nei confronti dei genitori.
Dagli incidenti stradali a quelli sul lavoro, un operaio è morto schiacciato da una porta blindata nel Trapanese. A perdere la vita Pietro Zito, 35 anni, originario di Montelepre ma da tempo residente a Cinisi. Marco Gulla. Un'altra, l'ennesima tragedia sul lavoro. Pietro Zito, un operaio di 35 anni, originario di Montelepre ma residente a Cinisi, in provincia di Palermo, è morto all'ospedale Villa Sofia del capoluogo a seguito delle gravissime ferite riportate in un tragico incidente avvenuto a Misiliscemi, nel Trapanese. L'uomo dipendente di una ditta di infissi di Carini è stato schiacciato dalla stessa porta blindata che stava trasportando per una consegna. Zito si trovava nel comune trapanese per consegnare appunto una pesante porta blindata per conto dell'azienda di Carini per cui lavorava. Durante le operazioni di trasporto o scarico della porta qualcosa è andato storto. La pesante struttura ha travolto l'operaio schiacciandolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Data la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente prima all'ospedale civico di Palermo e successivamente al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia, sempre nel capoluogo siciliano, struttura specializzata nella gestione dei traumi più complessi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, Pietro Zito non ce l'ha fatta ed è deceduto oggi. E 2 operai sono rimasti gravemente feriti, hanno ustioni in gran parte del corpo ed è il bilancio dell'ultimo incidente sul lavoro al polo petrolchimico di Siracusa. L'incendio è avvenuto ieri sera negli impianti di Sonatrach. Francesco Aloi. Le sirene che lanciano l'allarme, l'incendio alla Sonatrach di Augusta, tutto in queste immagini amatoriali. 2 gli operai rianimazione al Cannizzaro di Catania, con ustioni di secondo e terzo grado nel 30% del corpo. Sono gravi, ma al momento non in pericolo di vita. Ancora un incidente sul lavoro, è il tema della sicurezza che torna alla ribalta. Noi richiamiamo l'attenzione verso la sicurezza dei nostri lavoratori, sia del diretto sia dell'indotto. Il momento difficile che vive l'area siracusana non può permetterci di fare dei passi indietro su un tema così importante. Sono le 20 di venerdì, quando secondo una prima ricostruzione i 2 stanno avviando un fornetto di rigenerazione nella sezione F751 dell'impianto Butamer. Poi lo scoppio e la fiammata che li prende in pieno. Partito l'allarme, l'evacuazione dell'area e la paura che si diffonde in tutto l'Interland. Ma come rassicura l'azienda è tutto sotto controllo, nessun pericolo per l'ambiente. La procura di Siracusa intanto ha sequestrato l'impianto per capire meglio cosa sia accaduto. Un ragazzo di 17 anni è stato picchiato davanti a un locale pubblico a Misilmeri. Sembra che la lite sia scoppiata per motivi di gelosia, forse un like su un post, su un social. Il ragazzo, dopo essere stato colpito da un pugno, è caduto a terra ed è svenuto nella notte. È stato operato al civico di Palermo per emorragia cerebrale. La prognosi adesso è riservata. Su questo episodio stanno indagando i carabinieri. E adesso andiamo a Randazzo, nel Catanese, dove brillano 2 bombe della Seconda Guerra Mondiale. Operazione delicata perché i residuati bellici si trovano nel centro storico del paese ed è stato necessario evacuare più di 1300 persone. Orazio Longo. Attenzione! Pronti per il fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Una bomba aerea di fabbricazione americana del peso di circa 115 kg e una inglese delle stesse dimensioni con esplosivo ad alto potenziale, entrambe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono state fatte esplodere dai militari del 4º Reggimento Eugenio Guastatori a Randazzo, in provincia di Catania. L'operazione di bonifica è stata particolarmente complessa perché ha interessato il centro storico del paese. La prima bomba si trovava nell'area adiacente alla Basilica di Santa Maria Assunta ed è stato necessario sgomberare 1300 persone. Evacuate anche la caserma della polizia stradale e 6 strutture ricettive. L'ordigno inglese invece era stato rinvenuto nel terreno di un vivaio. Le operazioni di neutralizzazione sono state condotte con sistemi robotizzati. Gli ordigni sono stati prima resi inerti sul posto e poi trasportati in una cava per la distruzione. Gli artificieri del 4º Reggimento Eugenio Guastatori sono gli unici abilitati a gestire situazioni di questo tipo. Dall'inizio del 2025 hanno condotto 19 operazioni in tutta la Sicilia, bonificando 58 ordigni. La zona del
dell'Etna è stata interessata da forti conflitti durante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto durante la ritirata delle truppe tedesche verso Messina. Si trovano parecchi ordigni bellici in tutta la Sicilia. Faccio un esempio: nel 2024 sono state condotte 101 operazioni di bonifica e distrutti 358 ordigni, di cui 4 bombe d'aereo. L'operazione di Randazzo è stata coordinata dalla Prefettura di Catania e ha interessato la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, l'Ente Nazionale Aviazione Civile e la Soprintendenza per i Beni Culturali. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina ha annunciato che i lavori del ponte cominceranno già in estate. Infatti il Consiglio dei Ministri ha sbloccato l'iter. Francesco Triolo. L'avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto avverrà in estate e l'amministratore delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci, intervistato dal Nuovo Settimanale Economico Moneta, a tracciare lo stato di avanzamento dell'opera. Ciucci ha ricordato lo stato dell'iter che lo scorso mercoledì ha registrato l'approvazione del report IROPI dal Consiglio dei Ministri, mentre sono in corso di predisposizione le comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione Europea per gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza ambientale, procedure che verranno concluse dopo Pasqua. Il via libera del CIPES, che avrà luogo a valle dell'intero iter autorizzativo, è previsto a giugno e consentirà di poter avviare la progettazione esecutiva del programma delle opere anticipate come accantieramento, bonifica da ordigni bellici, indagini archeologiche e in maniera graduale le procedure espropriative. L'amministratore delegato ha ricordato che il ponte è stato oggetto di critiche e fake news, come quella che l'opera sia già costata miliardi di euro, mentre invece, come si evince dai bilanci di Stretto di Messina, sono stati spesi circa 300 milioni da quando è stata costituita la società negli anni '80. Il ponte prevede un investimento complessivo di 13,5 miliardi di euro a fronte di un impatto sul PIL nazionale di 23 miliardi di euro e ha già ottenuto il benestare di governo e Unione Europea. Ciucci ha inoltre ricordato che la realizzazione del ponte verrà accompagnata da un grande piano di investimenti, 70 miliardi di euro, su strade e linee ferroviarie di Sicilia e Calabria. Adesso una breve pausa, poi parleremo di Catania che si candida a diventare capitale della cultura nel 2028. Andremo anche alla playa a vedere come si trova il litorale. A tra poco. Catania si candida ufficialmente a diventare capitale della cultura 2028. La giunta comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato l'atto di indirizzo che avvia il percorso verso questo ambizioso traguardo. Desiree Ferdito. Catania è pronta a scommettere su se stessa e sulla sua storia millenaria, candidandosi ufficialmente a Capitale Italiana della Cultura 2028. Un cammino complesso ma stimolante che vedrà la città etnea confrontarsi con altre realtà italiane per ottenere un riconoscimento capace di generare valore culturale, economico e turistico. Riuscire ad avere questa designazione come Capitale della Cultura significa avere un'economia di ritorno importantissima, e allora anche su tutte le cose che non vanno, pensiamo al degrado, pensiamo ai rifiuti, se tutti convergiamo comprendendo che ne può derivare un utile a tutta la comunità catanese, allora magari diamo una spinta in più a fare quello che tutti desideriamo venga fatto perché la città sia migliore. Il primo step sarà la presentazione della manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Cultura. Successivamente dovrà essere elaborato e inviato il dossier ufficiale di candidatura. Vogliamo proprio dare l'idea di una città che si trasforma, che si rigenera, che riesce ad avere una forza straordinaria con energie positive. Ci sono anche quelle negative che non ci piacciono, ma ci sono quelle che ci consentono di avere un distretto dell'high tech che è sempre più evoluto e sempre più attrattivo. Una città ricca di tesori, nel corso dei secoli influenzata da diverse culture, ancora oggi conserva numerose testimonianze del suo passato glorioso. La sfida è lanciata. Le carte le possiamo sintetizzare nel giudizio di entusiasmo, talvolta potrei dire anche di estasi, di moltissimi che vengono da noi e scoprono una città che ignoravano esistesse, non solo per la bellezza naturale, ma anche per la bellezza dei nostri siti. E ne ha appena parlato il sindaco Trantino nel servizio che vi abbiamo mostrato dei rifiuti, e a un mese dall'inizio della stagione balneare siamo andati alla playa di Catania, che mostra il suo lato peggiore, tra rifiuti, vetri in frantumi e chiodi arrugginiti, mentre il piazzale della spiaggia libera numero 2 in questi mesi si è trasformato in una maxi discarica. Tonino De Mano.
Turisti indignati che guardano il mare e vanno via, facendo attenzione ai tanti vetri disseminati a ridosso della spiaggia libera numero 1. L'immagine simbolo è questa e forse basterebbe per documentare l'indecoroso stato in cui versa la playa, un tempo fiore all'occhiello di Catania. La stagione balneare alle porte, al di là dei proclami, si avvicina tra incertezze, inciviltà e scene di ordinario degrado. Fermarsi in spiaggia a prendere il sole non è proprio una buona idea, visto che si fa fatica anche a trovare pochi metri per appoggiare il telo da mare. Anche le punte per fare l'insulina, vedere la glicemia, fa schifo. Letteralmente schifo, passate le scarpe prima con il piede per vedere se c'era qualcos'altro. C'è stato di peggio. Si tratta solo della pulizia, non dico qua il prato o altro, mettere delle strutture, ok, cavolo, almeno sta roba qua è incredibile, indecente, sta montagna di vetro, spazzatura. Praticamente è la stessa identica situazione ogni anno, sporcizia, degrado, incuria, ma soprattutto la presenza di resti di pedane e di strutture che devono essere rimosse. Si parla tanto di rilancio della playa. Qui l'unica cosa che lanciano è la spazzatura. Poi rilancio vero e proprio io non ne vedo. C'è chi alla playa raccoglie fiori, ma il pericolo è sempre in agguato. Diciamo che questo qua è un chiaro segno di inciviltà, è pericoloso anche per qualche bambino che magari vuole raccogliere qualche fiorellino e poi magari con i piedi scalzi si può anche tagliare. Chi arriva, avendola già frequentata, si sbilancia. Se non mi prendo qualche malattia, sì. E non va meglio nel piazzale antistante la spiaggia libera numero 2. Tra qualche mese sarà pieno di auto in sosta. Oggi è una discarica abusiva ed un luogo insicuro, anche per coppie in cerca di intimità. E adesso una pausa, poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, il Catania vince ancora in trasferta, i rossazzurri si impongono a Cava dei Tirreni, decisivo il gol di Jimenez nella ripresa. Soddisfatto il tecnico toscano che dice abbiamo vinto, abbiamo fatto una buona gara, abbiamo vinto con merito. Ma sentiamolo. Abbiamo fatto una buona gara, la gara che volevamo fare. Il primo tempo siamo stati anche pericolosi, potevamo andare in vantaggio con Inglese, con i 2 gol annullati, se aspettavamo un pochettino di attaccare la porta forse potevamo fare meglio senza rischiare mai niente. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato subito forti, abbiamo fatto gol di ottima fattura, abbiamo creato altre situazioni per raddoppiare, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire perché avevamo Celli con i crampi, Allegretto con i punti in testa, ci sta che puoi soffrire. Abbiamo portato a casa una vittoria importante in un campo difficile. E la procura a vendere il Messina, arrivata nelle ultime ore, si rivela non valida per la mancanza della firma digitale. Parole dure, durissime del sindaco che aveva cercato di mediare. Sentiamo Francesco Triolo. La luce in fondo al tunnel del futuro del Messina Calcio probabilmente si è spenta ieri sera. Credo davvero che ormai il tempo sia scaduto. Queste le parole amare del sindaco di Messina Federico Basile in un comunicato diramato nella serata di ieri che ha messo il punto sulla crisi del club. Dopo la protesta della tifoseria e l'attesa per l'arrivo della procura a vendere da parte della proprietà di AD Invest, l'atto è arrivato ieri subito dopo pranzo via WhatsApp e in PDF proprio al sindaco Basile che ha evidenziato nella nota serale come con disappunto e rammarico dopo la verifica effettuata l'atto redatto in francese non essendo firmato digitalmente e non essendo prodotto in originale non può essere utilizzato per la cessione delle quote. Questo ulteriore comportamento, scrive il sindaco, evidenzia in maniera ancora più chiara la totale mancanza di rispetto e serietà che ha contraddistinto questa vicenda. Ho assunto la responsabilità di facilitare il dialogo in una trattativa esclusivamente privata, ha precisato il sindaco, tuttavia ha proseguito l'atteggiamento di AD, ha superato ogni limite, sfiora l'assurdo, a soli 5 giorni da una scadenza cruciale per il futuro ci troviamo di fronte ad una procura priva di valore giuridico, quanto accaduto è inaccettabile. Fin qui il sindaco, ma c'è stata anche la lettera aperta di una delle 2 cordate interessate, quella americana, che ha sottolineato le difficoltà riscontrate con l'attuale proprietà che hanno comportato un rallentamento della due diligence che, pur essendo stata condotta solo parzialmente, ha evidenziato una situazione debitoria e legale non in linea con gli standard del gruppo. Insomma, discorso interrotto, cessione sempre più in salita, futuro sempre più nebuloso.
Adesso andiamo in Serie B, il Palermo perde al San Nicola contro il Bari ma recrimina per un gol annullato a Poyampalo, 2-1 per i pugliesi, i rosanero mancano l'aggancio al sesto posto. Marco Gullà. Il Palermo perde al San Nicola 2-1 ed è l'istantanea della stagione rosanero quando la formazione di Dionisi deve compiere il salto di qualità, fallisce sempre. Anche ieri sera contro un Bari non irresistibile è andata così, il Palermo doveva e poteva vincere per agganciare il sesto posto, ma invece alla fine ha perso una partita che in parte aveva controllato. 3 punti ai pugliesi che tornano in zona playoff e amaro in bocca per i siciliani tornati sulla terra dopo 2 vittorie consecutive. Pronti via e il Bari passa con Maggiore che strozza il tiro ma batte Audero e subito gara in salita per il rosanero. Il Palermo però non si abbatte, crea gioco e allora al 18° trova il pareggio con il solito Poyampalo che da attaccante vero, qual è, con un secco diagonale riporta il match in parità. 9 gol in 9 partite, che media per il finlandese. La squadra allenata da Dionisi non è brillante come nelle ultime uscite, meno rapida, fa meno possesso palla e soprattutto il centrocampo sembra non ingranare, ma prima dell'intervallo riesce comunque a segnare ancora con Poyampalo, gol però annullato per un inesistente fallo di Magnani. Il VAR inspiegabilmente non sovverte la decisione dell'arbitro, si resta sull'1-1. Ripresa, i ritmi calano, il Palermo esce di scena e non riesce a graffiare, il Bari alza la cresta e va vicinissimo al gol con Lasagna, ma è bravo Audero. Nel finale arriva la stoccata sotto porta di Simic, Bania perde la marcatura e arriva il 2-1 di testa definitivo. Il Palermo perde e torna a casa con tanti rimpianti. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.